In questo esperimento si vede come i lombrichi, scavando tra vari strati di terra, la mescolano e la rendono unica. E all'inizio abbiamo messo la terra, abbiamo fatto dei vari strati con la terra e la sabbia. Poi abbiamo messo delle foglie e del muschio e abbiamo messo i lombrichi. E qua vediamo già che hanno scavato in fondo e si vede anche un po' che qua hanno unificato, cioè hanno mescolato la sabbia e la terra. Da quando è cominciato questo esperimento? Da quanti giorni? È cominciato da domenica della settimana scorsa. E I lombrichi quanti sono in tutto? non li ho contati. 5, 10? Più di 5. Più di 5. Bene, passiamo al secondo esperimentatore. Spostiamo questi. Signor Raul, vuoi cominciare? Ci dica. Secondo che vabbè. Vai. Nel mio esperimento invece volevo soprattutto far vedere come i lombrichi, cioè, mangiavano le bucce di patate e mescolavano insieme al terreno le foglie. Qui ho 2 lombrichi che quando li butterò dentro incominceranno a scavare, teoricamente incominceranno a scavare e Quindi tu non hai sistemato la terra in strati, hai messo un unico tipo di terreno. No, non è un unico tipo di terreno, perché guardando in internet ho scoperto che per i lombrichi ci vuole una terra argillosa speciale perché vivono e riescano a scavare meglio, scavano più Va bene. velocemente. Adesso facciamo parlare il signor Massimo. Cos'hai nel tuo... Gira. Ho trovato 8 lombrichi, adesso li sto cercando, ne ho trovato uno. Sì, allora, praticamente tu hai fatto il cacciatore di lombrichi, li hai trovati, ma hai predisposto in qualche modo l'esperimento o è soltanto per osservare i lombrichi? No, per osservare i lombrichi. Per osservare i lombrichi. Tu ci hai portato un certo numero di lombrichi che poi saranno osservati. Vediamo quest'ultimi. Mentre noi partiamo più da zero. Allora, noi abbiamo preso un recipiente trasparente con un coperchio bucherellato, la scatola dei lombrichi con 8 lombrichi tutto, e un coperchio. Abbiamo preso del terriccio e della sabbia. Sì. E delle foglie e delle bucce di patata. Allora, poi vediamo come si confeziona l'esperimento. Procedimento. Allora, mettiamo prima 5 strati. Mettiamo prima terra. Ok, vai. Vai. Allora, mettiamo prima terra, dopo sabbia, dopo terra, dopo sabbia e infine la terra. Allora, direi che quella può bastare. Basta. Battiamola un po'. Adesso, se tu con il sacchetto metti il sacchetto sull'imboccatura del vaso, magari avessimo prima già tolto il nodo. Qua c'è un po' di sabbia da mettere. Allora, Sporcando molto. sì, dai, su. Magari aver portato un cucchiaio o qualcosa, no? E che cosa succede? Sì, così lontano. Fermo, dai. Adesso mettiamo le foglie e le bucce di patata e dopo ci mettiamo alcuni lombrichi. Vai, via, dentro. Tutto.
Ci sta tutta quella roba. Abbiamo i lombrichi un po' fuori. E Dai, cerchiamo di spingerli un po' giù. Bisogna spingerli un po' giù. Cioè, bisognava lasciare un po' di spazio per l'aria. Abbiamo messo troppa roba.